tecnologiche agli smartphone. Per quale motivo siamo qua? Per quale motivo? Ecco, il notaio che nella buca e senza senza microfono, inutile che parla però. Non parli, notaio, non parli, non è neanche inquadrato. Non lo dica, ecco, non è neanche inquadrato per adesso. Sappiamo che c'è lei, allora va bene, però non parli perché non la sento, non mi dia la controbattuta che poi devo rispondere. Allora noi siamo qui, cari amici, perché questa sera ci sarà il secondo appuntamento con Canzonanto. Che cos'è Canzonanto, Mao? Vogliamo spiegarlo al pubblico? Beh, allora dunque intanto dovremmo riprendere proprio la sua definizione di canzonare, perché secondo me canzonare diciamo, si intende, quando si dice canzonare, proprio cantare una canzone. Quindi in questo senso noi facciamo un appuntamento di canzonandoci, perché canteremo delle canzoni a roba forte. Ma non lo facciamo solo per fare? No. Ma lei vuole mettere anche, come dire, un contest, un pizzico uno sfarfallio, è proprio perché come dire, non dovremmo dirlo perché il pubblico l'ha capito, è una parodia ai contest, è una parodia ai contest, perché la musica non è una gara come lo sport, c'è uno che vince, noi facciamo una parodia, allora noi lo facciamo e noi lo facciamo apposta per sfatare, allora lo bue non butti, perché tocca tutto, va bene, allora saremo qui, ci sarà un contest, ci saranno 2 interpreti, noi li andremo a interpretare, scusate il gioco di parole, e daremo al pubblico, è vero, l'arbitrio di far vincere l'uno o l'altro. Il famoso libero arbitrio. Questo è il libero arbitrio. Questo è il pubblico arbitrio. Il pubblico arbitrio. Mi piace, libero e pubblico. Vabbè, noi ci stiamo attorcigliando perché stiamo portando via del tempo. È vero, non facciamo. Diamo appuntamento. Allora diamo l'appuntamento. Scusi, però diciamo almeno quali sono. Abbiamo qui un ospite, presentiamola per bene, ha detto come si chiama. Allora al violoncello, a volte per strada dicono guarda quella bella ragazza col clavicembalo, che altro, col chitarrone. Clavicembalo, dice lei. No, lo dico. Col contrabbasso, guarda, porta un morto dietro. Ecco, dicono, quindi Bea Zanin al violoncello, che sarà l'ospite d'onore di questa sera, ma poi attenzione, c'è una sedia vacante, che è quella dello storico. Perché? Perché intanto che c'è la gara c'è uno storico che racconta dei 2 artisti che sono in contrapposizione, o meglio un artista e un gruppo musicale. Ecco, quello lo possiamo accennare. Possiamo dire che questa sera noi facciamo confrontare da una parte i Depeche Mode e dall'altra Nicola Di Bari. Ecco. La gente dirà, ma cosa c'entra? Non solo la gente. Venite e ve lo spieghiamo. Corso Sommeliere, numero 12, officine ferroviarie, dove si mangia ottimamente, quindi vi aspettiamo per le 8, lo spettacolo inizia per le 10, avete tempo di mangiare e poi insieme a noi, è vero, partecipare a questo contest. Mao, lei vuole dare una... devi suonare più piano. Suoni più piano. E invece fare quella cosa che piace al pubblico. Quella è la cosa che piace. No, perché il pubblico se è andato a tempo. Abbiamo cercato di partire insieme, ma lei dovrebbe fare la ritmica, scusi. Stasera venite numerosi. Sì. Stasera venite numerosi. Sì. Vi aspettiamo. Venite numerosi. Vi aspettiamo. Stasera. Questa sera vi aspettiamo all'Offi. Venite, numerosi per la seconda puntata di Canzonanto. Ospite Bea Zanin e il nostro storico Giorgio Olmotti. E voi?